Allora, siamo qui con Marta Facchin. Marta, oggi per te un assaggino di campo, sei entrata a 2 minuti dalla fine, però l'emozione dell'esordio com'è stata? Sono molto emozionata, è stata una bella partita, sono molto contenta di aver fatto l'esordio con la prima squadra e niente, spero di migliorare e di poter mettermi a disposizione della squadra quando è possibile. Ecco, vista anche da fuori, che partita è stata? Una partita molto particolare, perché nel primo tempo c'è stato questo allungo, poi le torri sono tornate in partita, poi nel secondo tempo avete riallungato, ma è stata una partita pazza, possiamo dire. Sì, è stata un po' strana, ci mancavano tante giocatrici, però comunque siamo riusciti a giocare bene, abbiamo creato tante opportunità e abbiamo portato a casa il risultato e sono molto felice. Ecco, per il futuro invece, adesso che hai, colto questo esordio, ovviamente stai continuando a lavorare molto agli ordini del preparatore dei portieri Roberto Bolzano, ovviamente di Mister Zoni. Qual è il tuo obiettivo futuro? Cerco sempre di migliorarmi insieme anche a Mister Robby che mi aiuta tanto a crescere e spero di migliorarmi sempre di più e crescere calcisticamente e anche personalmente. Allora, siamo qui con Arianna Fattorel. Allora, Arianna, oggi sei stata protagonista di questa partita, una partita sicuramente molto difficile, molto probante anche a livello fisico, hai dovuto correre molto e come ti sei trovata a disputare quasi tutto questo match? Allora, inizialmente è stato un po' capire come mettersi in campo, vedere com'era la partita, prenderla un po', cercare di prenderla per il verso giusto, poi col tempo siamo riuscite a capire chi avevamo davanti, anche già conoscendole, però siamo riuscite a inserirci più come squadra e a ribaltare il risultato iniziale. Personalmente, come ti sei sentita? Qual è stata l'emozione di ritrovare il campo, di essere protagonista quest'oggi in quello che è il tuo primo anno in prima squadra, che rappresenta sicuramente uno step di crescita molto importante? Sì, è stato bello sicuramente tornare in campo dopo un bel po' di tempo. Sì, mi sono trovata bene, inizialmente dovevo appunto capire un po' di nuovo prendere le posizioni, poi con il passare dei minuti sono riuscita a ritrovare il mio ruolo, quello che era inizialmente. È stata una partita comunque molto rocambolesca in tutto e per tutto. Come l'hai vista anche osservando tutte queste azioni, ribaltamenti di fronte, tanti gol? Che impressione ti ha fatto come partita? È stata una partita inizialmente non facile, il nostro avversario è cresciuto anche nel tempo, però siamo riusciti a migliorare col passare del tempo. Sì, la prossima partita sarà contro un avversario duro come il Venezia, però intanto ci godiamo questa vittoria. Allora, Mister Zoni, oggi una partita che già si poneva sotto un profilo particolare perché tante assenze per squalifica, tante giocatrici da recuperare, non era una partita semplice sulla carta e effettivamente si è visto anche in campo. Non era una partita semplice sulla carta, si è visto, abbiamo preso 2 gol sui primi 2 tiri, tra l'altro due grandi gol. Noi eravamo in formazione largamente rimaneggiata tra squalifiche e infortuni, abbiamo dovuto comunque rischiare alcune ragazze non al meglio della condizione, però queste siamo e con queste dobbiamo lavorare. La partita è stata comunque giocata con il piglio giusto, con la giusta voglia, abbiamo commesso degli errori come normale sia, però alla fine ha prevalso la nostra maggior qualità e abbiamo portato a casa la partita. Diciamo che forse ti aspettavi un secondo tempo un po' più tranquillo, oppure sei più contento di questi 7 gol realizzati, oppure sei un po' anche scontento per i 3 incassati nel corso dei 90 minuti? Allora, i 3 gol che abbiamo incassato comunque sono 3 grandi gol e quindi non sono tanto scontento per i gol che abbiamo incassato, ma per come siamo arrivati ad incassare i gol. Ci sono state delle disattenzioni obiettivamente, però alla fine abbiamo sempre giocato, abbiamo continuato a giocare, non abbiamo cambiato il nostro atteggiamento, abbiamo cercato di giocare palla a terra e di collaborare con tutta la squadra. Questo comunque era uno step di crescita molto importante, ora c'è anche la possibilità di rifiatare perché ci sarà il turno di stop, il turno di riposo dato dal campionato dispari e poi comincerà un lungo rush finale, sicuramente c'è tempo per pensarci, però quale piglio ti aspetti per quest'ultimo mese e mezzo di campionato che ci sarà dai primi di maggio in poi? Bisogna lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche, adesso per fortuna abbiamo 10 giorni di tempo per lavorare
perché abbiamo domenica prossima appunto il turno di riposo. Dobbiamo lavorare e preparare al meglio l'ultima fase del campionato, perché sarà molto dura, molto impegnativa, con squadre che sono molto forti ed esperte, quindi bisogna portare la nostra miglior versione in campo.